ormai siamo alle porte dell'inaugurazione della prima edizione della Radice Pura Garden Festival e quindi insomma, tutti i preparativi sono in grande fermento. Fra i più importanti chiaramente anche l'intervento artistico, gli interventi artistici, primo fra tutti chiaramente quello del maestro Isgrò che ci ha dato l'onore realmente di tornare a lavorare in Sicilia. Per noi e per la nostra manifestazione è veramente il più grande orgoglio, credo un orgoglio per tutti i siciliani visto che le sue origini non mentono e quindi è stato come ritornare mi auguro un po' a casa. Quindi insomma sono veramente felice, per me è un onore averlo oggi qui con noi. C'è un'area di disastro. Il mondo oggi è difficile, è complicato, quindi è chiaro che è difficile anche per la Sicilia. Ma io creai con Corravo le Oristiadi di Gibellina, che sono diventate un punto fermo nella storia dell'arte e del teatro, quando nessuno ci credeva. Quindi, pensando a quel faro che è stato Corravo e trovandomi un altro faro davanti di nome e di fatto, ho detto le cose si mettono bene. Quindi io intendo spendermi per questo sogno di Empedocle, che è il sogno e la speranza di un'isola che si congiunga finalmente con le parti più avanzate e migliori del paese, per esempio Milano che sta facendo già molto per tornare a crescere, per fare delle proposte nuove. Proposte che sono innanzitutto di cultura, perché adesso la differenza non passa più secondo i vecchi schieramenti politici, ma parte secondo le linee di cultura che si intendono sposare e adottare. Una linea avanzata che porta a un'economia avanzata o un'economia regressiva che blocca tutto. In Sicilia sappiamo che le cause di questo blocco sono molteplici, però l'arte qualcosa può fare. Eventi dove cultura e natura siano intercambiabili, sono la stessa cosa. Questo in Sicilia è sempre accaduto nei millenni, speriamo che continui ad accadere. Il tema della Radice Pura Garden Festival è proprio essenza mediterranea, ed è un punto di unione chiaramente di tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, soprattutto mi riferisco anche a quelli della sponda nordafricana che ahimè non saranno così presenti in questa edizione del festival perché ovviamente affranti da ormai guerre civili e dannose e disastrose. Però con la natura noi vogliamo lanciare questo messaggio, quindi la natura del Mediterraneo, tutte le specie che si trovano, che si affacciano appunto sul mare Mediterraneo, che vivono e vegetano, hanno lo stesso linguaggio, quindi mentre gli uomini, le nazioni, la politica parla lingue diverse, la natura parla la stessa lingua e noi a Radice Pura vogliamo portare appunto questa cultura del parlare tutti la stessa lingua, lo traduciamo in una lingua botanica, ma il nostro messaggio come quello deve essere appunto un messaggio di speranza per questo territorio. Deve esserci una rinascita dell'Europa come tutti auspichiamo, credo che è necessario che parta proprio da qui, come sempre la Sicilia è stata scenario di ripartenze, di momenti tragici ma nello stesso tempo anche di momenti di ripresa. Spero che un piccolo contributo utilizzando il linguaggio della natura possa essere dato da Radice Pura e dal nostro festival e soprattutto dai contenuti culturali e artistici che stiamo portando.